La speranza di questa giornata deve essere quella di poter rilanciare le nostre produzioni, di rilanciare la Sardegna, di rilanciare un nuovo piano che noi stiamo presentando anche sindacalmente, che è il piano di rinascita della Sardegna. Credo che i sardi abbiano bisogno proprio in questo momento di poter nutrire le speranze e di potersi orientare in questa giungla che è creata anche da questa crisi mondiale. Non c'è orientamento su dove i sardi devono investire nella nostra regione, però queste manifestazioni ci aiutano a capire che quando andiamo fuori siamo apprezzati per la nostra cultura, che è data dalle nostre canzoni, dal nostro turismo, dal nostro mare, ma anche dalle nostre produzioni enogastronomiche. Io credo che questa oggi sia una giornata importante proprio per questo, perché se da qua deve partire un messaggio di speranza anche per il nostro piano di rinascita, può partire con una consapevolezza, cioè che è quella che un mercato ce l'abbiamo, abbiamo un mercato pronto che è quello dell'enogastronomia, che è quello delle produzioni locali, che è quello di tutte le cose, di tutta la storia che portiamo dietro le nostre produzioni che la gente apprezza e vuole avere anche al di fuori della nostra regione. Non è una cosa nuova che i nostri prodotti come l'agnello, il porcetto, i formaggi, i vini sono al top tra i prodotti che tirano nei momenti in cui andiamo fuori, però le cose che ci dicono sempre è che dove posso trovare i vostri prodotti, dove posso trovare il nostro agnello, dove posso trovare il vostro maialetto, e noi spesso e volentieri questo non riusciamo a raccontarlo. Ecco, io credo che il nostro piano di sviluppo, il nostro piano di rinascita deve partire proprio da questo, dalla consapevolezza che insieme alla Regione, noi organizzazioni agricole e noi della Coldiretti dobbiamo prenderci la responsabilità di offrire ai sardi una nuova possibilità, che è quella di avere attraverso il lavoro agricolo, attraverso l'agricoltura, una nuova speranza per la nostra regione. Io non credo che la Sardegna possa vivere solo di industria o solo di turismo, ma deve vivere anche di agricoltura, e di un'agricoltura che si integri il più possibile con quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Oggi è una giornata particolare, è una giornata bellissima, spero che la presenza che ha fatto insieme a noi il nostro Presidente Marini possa essere veramente il primo passaggio di una grande storia che la Sardegna ha ancora tutta da raccontare. Solenni vanno gli anni fra l'uomo e la natura. Ci son mani sapienti che coltivano con cura. La vita in mezzo ai campi non conosce orari. Anche se un po' stanchi ci rimbocchiamo le mani. I nostri prodotti son di qualità, con campagna amica, freschezza e serietà. Quando un figlio nasce saggiamente va cresciuto, così un prodotto cresce per essere finito. Se tu credi, non crederai ai tuoi occhi, ricchi di bontà i nostri prodotti, tutti assieme. Socio Coldiretti è tutta un'altra vita, visita i mercati di campagna amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di campagna amica. Socio Coldiretti è tutta un'altra vita, visita i mercati di campagna amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di campagna amica. Continuità del gusto a chilometri zero, connubio di sapori per tutte le stagioni. Quando un figlio nasce saggiamente va seguito, così un prodotto cresce per essere servito. Se tu vieni non crederai ai tuoi occhi, ricchi di bontà i nostri prodotti, tutti assieme. Socio Coldiretti
è tutta un'altra vita. Visita i mercati di Campagna Amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di Campagna Amica. Socio Coldiretti è tutta un'altra vita, visita i mercati di Campagna Amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati ancora di Campagna Amica. Socio Coldiretti è tutta un'altra vita, visita i mercati di Campagna Amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di Campagna Amica. Socio Coldiretti è tutta un'altra vita, visita i mercati di Campagna Amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di Campagna Amica. Grandi, grandi! Oh, oh, oh. Oggi qui a Roma abbiamo portato un pezzo di Sardegna, un pezzo della Sardegna più autentica, ossia le aziende delle province di Nuoro e dell'Ogliastra. Un progetto che stiamo portando avanti con Campagna Amica, dove i produttori possono vendere direttamente ai consumatori i loro prodotti. A Nuoro il mercato di Campagna Amica è già una realtà, presto lo diventerà anche in altri comuni, Bosa, Tortolì, Orosei e Siniscola. Questo è un progetto autentico, un progetto economico per la Sardegna che speriamo possa incontrare il favore sempre di un maggior numero di aziende. Continuità del gusto a chilometri zero, connubio di sapori per tutte le stagioni. Quando un figlio nasce saggiamente va seguito, così un prodotto cresce per essere servito. Se tu vieni non crederai ai tuoi occhi, ricchi di bontà i nostri prodotti, tutti assieme. Buongiorno, sono Francesco Frau, sono il presidente dell'agrimercato Nuoro-Ogliastra. Nel nostro territorio ormai siamo già più di 20 aziende accreditate punto Campagna Amica, che vanno dalle produzioni più varie, dalla frutta, culture orticole, prodotti lattiero-caseari, vitivinicoli, olio, miele, liquori, marmellate. Tutte quante queste nostre aziende credono nel progetto di Coldiretti, che è quello della filiera agricola tutta quanta italiana, che andrà a costituire poi la più grande rete di vendita diretta d'Europa. Noi adesso abbiamo anche in progetto il primo mercato coperto della Sardegna, che sarà Bosa. La nostra in provincia di Nuoro Ogliastra è ancora una piccola realtà, comunque che sta prendendo sempre più piede. Già il progetto del primo mercato coperto per noi è molto importante, perché siamo i primi in Sardegna, creare un mercato stabile, fisso. Poi il nostro progetto sarà ancora quello di creare un agri-farmer, FIR, perlomeno nei capoluoghi di provincia, in cui un consumatore possa andare a trovare il prodotto nazionale, trovare il prodotto tipico, locale, la frutta di stagione, conoscere chi vende, chi produce. Questo è il nostro primo passo, che poi, come ho detto prima, questo andrà a far parte di un progetto più grande, che sarà quello di creare una filiera agricola tutta quanta italiana. Quando il progetto sarà completato, sarà completo, conosciuto dai consumatori, verrà creata la rete di vendita diretta più grande d'Europa.